soprattutto nel loro futuro. Sono Lucio, Raffaele e Massimo. Vediamoli. Sono Lucio, ho 31 anni e sono un uomo di scuderia. Ridere ancora. Mi occupo della gestione dei cavalli, li pulisco, li accudisco e li preparo per le gare. Fuori di qua canto e la mia... Fuori di qui canto e la mia vita incontra la musica, che è la mia seconda passione. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Ciao, sono Raffaele Siciliano, ho 30 anni, sono di Napoli e faccio l'architetto. La mia passione per il canto nasce dopo aver seguito un mio carissimo amico ai vari concorsi canori in tutta Italia. Poi un giorno mi sono chiesto perché non provarci anch'io e ci ho provato. Da lì non ho più smesso. Sono Massimo, ho 26 anni e da circa 2 anni ho deciso di fare l'artista di strada. Rendere felice una persona, secondo me, è la cosa più bella e più importante che ci sia. Fin da piccolo mi è sempre piaciuto cantare e infatti lo faccio sia per feste private che per strada. In queste occasioni riesco a coniugare le due cose, riesco a commuovere con la mia voce e a far sorridere con la mia faccia. Ed eccoli qui, i nostri tre amici, Lucio, Raffaele e Massimo, eccoli, benvenuti ragazzi. Li vedo sorridenti, ma tutti e tre un po' emozionati, tesi, anche se abbiamo visto la brillantezza, fa parte insomma del loro modo di rapportarsi con la vita, col lavoro, del loro carattere. Ecco, come avete sentito amici delle squadre, tutti e tre hanno messo in rilievo la capacità di essere un bravo interprete, cioè di saper cantare bene, ma due di loro hanno esagerato, diciamo, si sono vantati un po' troppo e uno solo fra loro ha veramente il sacro furore da palcoscenico. E allora, secondo voi, chi è il vero cantante? È Lucio, l'uomo che ama i cavalli? Oppure Raffaele, l'architetto che ama i progetti? O invece Massimo, l'artista di strada che ama i sorrisi? Date la vostra risposta. O l'1, il 2 il 3. Questo è chiaro. Andiamo a cavallo? Aiuto, che rischio. Io andrei a cavallo. Andiamo a cavallo? Voi andate a cavallo, Va quindi bene. scegliete Lucio. Per voi Lucio è il cantante. Amici della squadra bianca, no, sì, scusi maestro, ho i nervi un po' tesi, sa, la tensione della serata. Amici della squadra bianca, dovete scrivere sulla lavagna la vostra risposta. O Lucio, o Raffaele, o Massimo. E adesso andiamo a verificare la risposta. È veramente Lucio il cantante? Mai ci crederò, l'amore è quello vero, non esiste più, dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bruciato, l'amore c'è dentro di me, amo te. Lo so. Grazie. Complimenti all'architetto Raffaele per questo splendido progetto artistico. Grazie. Bravo, veramente bravo. Attenzione, la squadra nera aveva sbagliato. Aveva puntato su un cavallo sbagliato, se posso permettermi, visto che era l'uomo della scuderia. La squadra bianca, aspetta, abbiamo delle testimonianze da parte della polizia musicale che dice che voi avete scritto dopo che lui ha cominciato a cantare. No,